tutta la vita a guardare fuori dal finestrino. Noi che guardiamo la campagna, il mare, la montagna, le greggi al pascolo, i cavalli, i viadotti autostradali, i cavalcavia, auto, camion, tir, fattorie abbandonate, campanili sullo sfondo, case, tante case, vecchie e nuove, dismesse, abitate, circondate dal verde, circondate da niente. Code ai caselli, bambini in lontananza che giocano, paesi arroccati, ma come raggiungerli e quali sono? Dove sono? Altri treni, alla stessa nostra velocità o più lenti di noi, alcuni velocissimi, altri solo una macchia grigia o rossa o blu che scorre. Diciamo che dal treno osserviamo il paesaggio, lo descriviamo, lo raccontiamo. Viaggiando da quella linea si gode un panorama mozzafiato, specifichiamo. Dalla Puglia al Veneto, alla tua destra è quasi sempre mare, e gente che cammina sulla battigia, qualcuno che corre, un cane che salta, ed eccoli che si tuffano, eccoli che fanno il bagno, ma è presto, è ancora aprile, pensiamo. Oppure, ma è novembre, l'acqua si sarà raffreddata. Mentiamo, dal treno invidiamo. Ci appassioniamo alla ruggine dei complessi industriali, osservati così tante volte che senza non sapremmo come fare. Guai se li convertissero in qualcos'altro. E le gru, sollevate e sospese sopra edifici che non conosciamo. Guardiamo fuori dal finestrino, ci scegliamo un paesaggio. Diciamo che il nostro preferito e così allontaniamo la morte. Gianni Montieri, che lo ha scritto, ha letto un brano di Non era un mostro strano. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Questo è un libro abbastanza difficile da definire, non è un romanzo, non è un saggio, sono dei racconti, ma più che racconti sembrano delle cartoline. Sicuramente è un atto d'amore verso un mezzo di trasporto che fa talmente parte delle nostre vite che tendiamo a non considerarlo nemmeno più, il treno. È lui il mostro strano del titolo, una macchina di fuoco e metallo, almeno in origine era così, che letteralmente si porta dietro e dentro 1000 mondi e che Gianni Montieri coglie e racconta creando questi piccoli affreschi che sono storici, personali e sentimentali. Gianni, vorrei partire dall'origine di questa passione. Quando e perché ti innamori dei treni? C'è un ricordo molto bello che racconti nel libro di un viaggio da Napoli a Milano. È quella l'origine di tutto? Quello è uno dei primi viaggi ed è il primo fatto da solo, che era un viaggio senza i genitori. Ero affidato a un cugino più grande che ai miei genitori sembrava raccomandabile, a me molto meno anche adesso, e si andava a vedere un Inter Napoli. Erano gli anni di Maradona, era la mia prima volta a San Siro, la mia prima volta a Milano da solo, e quindi questo viaggio notturno poi fatto nei treni di allora in cui non si prenotava, non c'erano posti a sedere, era pieno di tifosi del Napoli, quindi seduti per terra si è creata una specie di comunità notturna ed è un ricordo frequente che mi torna spesso in mente perché è fonte sì di gioia ma poi proprio di inizi, no? Forse è vero, come pensi tu, che quello è stato il momento in cui il treno mi è entrato veramente dentro e poi non mi ha più lasciato. Io quando penso al viaggio la prima cosa a cui penso è il treno. Scrivi a un certo punto: le storie passano di bocca in bocca, gli oggetti di mano in mano, io invece sono passato di treno in treno. E ancora, treno è la parola che viene prima della parola casa. Come hai fatto a rimanere fedele al treno senza cedere alle lusinghe di presunta comodità dell'automobile? In realtà l'automobile l'ho molto usata. Io poi, essendo nato in provincia di Napoli, fino a una certa età, cioè fino ai miei 23 anni, quando poi mi sono trasferito a Milano e sono stato a Milano altrettanti 23 anni,
guidavo molto perché Giuliano era in provincia di Napoli, era un paesone, o avevi la macchina o eri tagliato fuori, quindi ho sempre guidato e mi è anche sempre piaciuto. Però il treno, non so perché, mi consente di osservare, cosa che tu dalla macchina fai, ma fai in maniera diversa perché devi restare concentrato. Invece lo scrivo a un certo punto nel libro, nel treno c'è qualcuno che fa il lavoro sporco, diciamo, per te, e quindi ti lascia il tempo di guardare fuori dal finestrino, osservare quello che ti passa di fianco e registrare queste cose in maniera per me soprattutto sentimentale. Il passaggio che tu hai citato poi c'entra un punto, perché questo libro è nato come il racconto di qualcosa che fosse un oggetto del cuore, e siccome noi gli oggetti che amiamo ce li portiamo appresso, li ereditiamo per affetto, li scegliamo, no? e li portiamo sempre con noi, il treno fa un po' il lavoro opposto, nel senso, se a te piace tanto il treno come a me, diventi anche tu un po' l'oggetto del treno e il treno ti porta con sé. Dicevo prima che questi racconti sono anche storici, come quello sul primo treno che ha circolato in Italia, nella tratta tra Napoli e Portici. Ci racconti questa storia? Questa storia è molto affascinante, in realtà poi la si conosce non benissimo perché diciamo, le ferrovie sono già nate in alcuni punti dell'Europa, soprattutto in Inghilterra, in Francia. Si capisce a Napoli, in Italia, il re capisce che si può ricavare qualcosa, soprattutto commercialmente, dalle ferrovie, quindi ascolta le proposte di un ingegnere francese e l'autorizza a progettare il primo tratto di ferrovia da Portici a Napoli, e che poi dopo sarà esteso dopo Portici fino ad arrivare a Nocera e poi fino a Salerno. Ed è molto bello perché intanto vedi la lungimiranza di un re, e poi mi fa anche ridere una sorta di contrattazione commerciale, perché l'ingegnere chiese una concessione per, adesso non mi ricordo, mi sembra 90 anni, il re disse facciamo 80. Forse il re aveva dentro un'anima partenopea vera e bisogna contrattare qua. Però in realtà quello fu poi un grande successo inizialmente soprattutto di passeggeri, perché dal primo viaggio e poi nei mesi successivi viaggiarono su quella tratta moltissime persone, quindi è come se l'utilità per cui si era pensato il treno fu subito sostituito dalla curiosità, dalla passione, dalla voglia di spostarsi, non soltanto dai nobili o dai militari, che erano quelli che erano stati invitati per i primi viaggi. E è incredibile poi perché il fascino di quella stazione rimane anche adesso, che è una stazione abbastanza, tra virgolette, normale, che somiglia a tante per la parte interna, però ha questa particolarità che ha il binario 2, che ha il bordo, il parapetto, è come se tu fossi da qualche parte a guardare il lungomare, perché oltre il binario c'è il mare, c'è il porticciolo, e quindi ha questo fascino rimasto intatto, secondo me. Scrivi che per te il treno è uno strumento di salvezza. Dici, mi fa pensare alla speranza. Perché? Intanto per quello che tu dicevi prima, no? Il treno è la parola che viene prima della parola casa, perché è vero che per me è stato fonte di salvezza. Quando mi sono trasferita a Milano con una gran voglia di andarmene dalla provincia di Napoli, in quegli anni erano i primi anni 90, ci sono andato in treno. Poi il treno è stato il mezzo che mi ha portato un po' ovunque, tantissime delle cose che ho scritto le ho scritte in treno. Salvezza perché quando ho conosciuto Anna, che adesso è mia moglie, lei stava a Venezia e abbiamo cominciato a fare questo quasi decennale avanti e indietro tra Milano e Venezia, e mi dava proprio un'idea di portarmi in salvo, no? Di portarmi da una casa all'altra. In più, togliendomi come soggetto, io lo vedo come strumento di salvezza, perché il treno intanto è totalmente antifascista rispetto a quello che ci vogliono raccontare, perché è un mezzo che trasporta così tante persone da un luogo all'altro senza distinguere troppo
le classi, trasporta i corpi ma trasporta anche i linguaggi, è una sorta anche di traduttore, è una sorta proprio di mezzo di speranza, cioè uno ci sale, ci si affida e conta di arrivare nell'altra parte, conta di salvarsi oppure no. Però io lo vedo così e quello è per me. Infatti io quando mi trovo davanti a una stazione, anche se non devo partire, vedo un treno, io penso sempre di saltarci sopra perché le cose potranno solo migliorare. Forse è un po' utopico, però è così per me. Il treno non è naturalmente solo il treno in sé, ma il suo mondo comprende anche le stazioni e dentro le stazioni le sale d'attesa. Non a caso alcuni capitoli del tuo libro si chiamano proprio sale d'attesa. Tu hai una stazione per qualche motivo preferita o una sala d'attesa che significa qualcosa per te? Allora, la stazione forse preferita e anche a questo punto anche la sua sala d'attesa, anche se non è più come un tempo, è la stazione di Bologna. La stazione di Bologna è preferita per motivi affettivi, perché anche per il posto dove si trova Bologna, cioè che è assolutamente in mezzo, per tante volte è stato il luogo di incontro tra me e mia moglie. Io arrivo da Milano, tu arrivi da Venezia, ci vediamo a Bologna, scendiamo, compriamo dei libri e poi proseguiamo per dove dobbiamo proseguire. E poi perché Bologna è la stazione della strage di Bologna, di cui nel libro parlo. È una strage che quando è successo il 2 agosto del 1980 erano anni che con la mia famiglia spesso andavamo in Romagna in vacanza con dei miei zii che stavano a Milano, quindi noi bambini prendevamo questo treno per scendere a Bologna, dove poi in macchina saremmo andati verso la costa romagnola. Quell'estate, non ricordo più neanche il motivo bene, l'ho scritto anche nel libro e non ero sicuro perché non ci andammo, e siccome poi quello è anche l'anno del terremoto del 1980, dell'Irpinia, da allora io, mia sorella, ma poi ho fatto caso anche molti miei amici coetanei, avvertiamo dentro di noi una sorta di tremito, no? Quella sensazione di in qualche modo di averla scampata. E quando io arrivo alla stazione di Bologna non posso fare a meno di andare al binario 1, di leggermi la targa con i nomi delle vittime, di guardare la sala d'attesa, e mi fa sempre un po' impressione e commozione il fatto che la bomba fosse stata messa nella sala d'attesa dei passeggeri di seconda classe. Cioè, noi adesso sappiamo chi è stato, ma loro sapevano chi volevano ammazzare. Noi dal treno vediamo paesaggi, come dicevi prima nel brano che ci hai letto, ma anche il treno è paesaggio per qualcuno che lo guarda. È molto interessante questo doppio punto di vista, non ci avevo mai pensato. Perché secondo te ci piace guardare i treni? Vedere il movimento di qualcosa che va così veloce e immaginare chi ci stia dentro in quegli istanti che noi lo vediamo, quei pochissimi istanti in cui lo guardiamo passare più veloce se un freccia, un po' più lentamente sul regionale, è affascinante, un po' ti fa curiosità e un po' anche perché vorresti essere tu. E poi c'è il pensiero, in effetti tu quando sei in treno, io cerco sempre di scegliere il posto accanto al finestrino, guardi fuori, guardi queste case, guardi qualcosa di lontano e poi pensi che in quelle case ci abita qualcuno, e per quel qualcuno da quel lato il paesaggio è soltanto il treno che passa, oppure il treno che non passa e quindi i binari vuoti. È interessante perché il paesaggio è un sacco di cose, no? Cioè non è soltanto il paesaggio tradizionale, è qualcosa molto spesso di inatteso, di inaspettato, e quindi magari, non so, io immagino un momento malinconico di qualcuno, passa un treno ed è un istante di sollievo oppure un istante di pensiero, cioè adesso ci vorrei salire su, chissà dove sta andando e cose così. Un po' il treno di azzurro, no? Un po' il treno di azzurro. Ci racconti che un tempo i treni erano bellissimi, non c'è bisogno di andare tanto in là nel tempo. Prima del Frecciarossa e del Pendolino c'era un treno che collegava Milano e Roma e si chiamava Settebello e ha smesso di funzionare alla metà degli anni '80. Possiamo dire che ora i treni non sono più pensati per essere belli ma soltanto efficienti, almeno nella teoria? Almeno nella teoria
Sì, devo dire che la bellezza quando la incroci sul treno è sempre un po' casuale, secondo me. Non mi sembra progettata, non mi sembra pensata, ma invece secondo me andrebbe sempre, quando si progetta, va sempre tenuto conto dell'utilità e della bellezza, di un minimo di qualcosa che poi significa semplicemente essere più accogliente, ma non solo per comodità, proprio per un fatto di sguardo. Devo dire che ultimamente mi sembrano rispondere a un minimo ideale di bellezza più certi treni interregionali con queste nuove poltroncine blu che mi sembrano molto carine rispetto ai Freccia che hanno queste poltrone un po' anonime, con questi tavolinetti non bellissimi. L'unica cosa bella è forse il vetro del finestrino molto grande, così vedi più paesaggio. È un peccato però, perché secondo me quando nella progettazione manca un pensiero rivolto alla bellezza, manca qualcosa di importante. Vuol dire che chi se ne è occupato ha deciso di non tenerne conto. Pensiamo all'efficienza, però ci perdiamo qualcosa, secondo me. Il treno è il luogo dell'imprevedibile per eccellenza, non sai mai con chi condividerai il viaggio. Non sembra un po' una uscita forzata dalle nostre bolle? Sì, è un'uscita forzata, però per fortuna. Io parlo per me, ma l'ho notato anche in tante persone con cui ho chiacchierato anche mentre scrivevo il libro nel tempo. C'è sia curiosità quando si sale in treno per vedere chi salirà, chi si siederà di fianco a te, e poi siccome siamo diventati tutti quanti un po' degli orsi, dei solitari, dei cinici, la stessa curiosità la ribaltiamo immediatamente, quasi con la paura. Adesso salirà questo con 3 figli che urlano, adesso salirà quello che parla sempre al telefono, che è tutto vero. Adesso salirà quello che lavora al computer e magari chiama la banca, e tu vorresti soltanto leggere, vorresti ascoltare la tua musica, però alla fine quelle persone estranee che condividono con te uno spazio per alcune ore sono una parte del viaggio, sono una parte del paesaggio. Allora, se uno si dimentica tutto il potenziale fastidio, invece si concentra e si mette ad osservare, magari qualcosa di interessante impara, e magari a volte c'è qualcuno con il quale si può conversare e ascoltare una storia nuova o inventarsene qualcuna, perché quando poi ci si mette a chiacchierare con degli sconosciuti che si pensa di non incontrare più, è il grande momento in cui ci si può inventare una storia mezza vera, mezza falsa, insomma. Qual è il peggior compagno di sedile per te? Quello che non si lava da molto, devo dire, mi dà un fastidio. Me lo dava anche gli anni nella metropolitana di Milano, i grandi momenti estivi in cui l'odore era molto forte. Ma al di là di quello, questo vabbè è più per scherzare, però secondo me il peggior compagno di sedile è quello che vuole assolutamente conversare, ma allo stesso tempo non ha molto da dire, quindi tenta di mettere in piedi una conversazione su argomenti che non esistono o magari banali, che sono gli stessi che di solito nelle battute, diciamo, si tirano fuori quando ci si trova in ascensore. Il meteo o qualcosa di peggio, non so cosa c'è di peggio del meteo, però qualcosa ci sarà. Mi sembra che nel tuo libro, qua e là, faccia la sua comparsa il concetto di sparire. C'entra qualcosa a sparire con il treno? Sì, perché è un po' come mettersi da parte quando si sale da un treno, no? E c'è durante la tratta di quel viaggio un po' tu sei te stesso che stai andando in un posto in cui hai scelto di andare, o stai andando per lavoro in un posto, ma allo stesso tempo stai sparendo perché sei in un luogo terzo che non è quello di partenza, non è quello di arrivo, ed è un luogo tutto sommato sospeso, che ha però una strada obbligata da fare,
e un po' ti protegge, perché in quel tempo ti toglie magari anche da certi pensieri brutti che hai in quel periodo, da certi problemi. In quel momento sei tu là sopra e puoi un po' sparire, toglierti dal tuo ordinario per un po' di tempo. A me succede proprio di estraniarmi quando sono sul treno, fare pensieri che isolano da quello a cui magari penso durante il resto della giornata. È come se la poltrona un po' ti accogliesse, no? Anche se non sono comodissime, un po' ti accoglie, ti mette là dentro, qualcuno, come dicevo prima, ti porta dove ti pare e tu puoi sottrarti, fare a meno di qualcosa anche di te stesso un po'. Hai mai preso un treno solo a questo scopo? Un treno solo a questo scopo l'ho preso un po' di anni fa, quando abitavo ancora a Milano, che era un po' una giornata, insomma, un po' no. Ho preso un treno che andava verso Genova, non dovevo andarci, e ho fatto questo viaggio come per dire proprio adesso mi rilasso. E poi dopo sono sceso a Genova, ho fatto un giro e sono tornato a casa. Era un giorno lavorativo, quindi non ho deciso di non andare al lavoro, era un periodo particolare, però quella è la volta in cui l'ho preso proprio scientificamente, diciamo, o romanticamente, per questo motivo. Come sappiamo, i treni ultimamente non godono di grande fama e fortuna per via dei ritardi, dei disagi che creano alle persone che li aspettano o che ci sono sopra. Che viaggio in treno consiglieresti a chi si vuole riconciliare o vuole così scoprire un po' romanticamente questo mezzo di trasporto? A me, guarda, piacciono molto i viaggi che faccio di solito, che poi sono quelli che fanno la maggior parte delle persone a me in Italia, cioè quelli sulle tratte lunghe, quando faccio Venezia-Napoli, così. Però chi vuole conciliarsi e che ha molto tempo a fare un viaggio in treno deve avere coraggio e prendere un Freccia Rossa a Lecce e tirare fino a Milano, fino a Torino, fino a Venezia. Si compra dei pasticciotti, deve avere molto tempo a disposizione, per tanto tempo avrà il mare a destra. Ecco, lì forse ti riconcilia. A me mi è capitato di fare un viaggio del genere pochi anni fa, perché ci avevano annullato un volo da Lecce a Venezia e bisognava per forza tornare il giorno dopo, quindi prendiamo questo treno ed è stato un viaggio lungo ma interessante. Poi da un altro punto di vista, quando arrivi a Bari sei già stufo, perché sei in viaggio già da 4 ore, come è possibile, siamo ancora in Puglia, la famosa Puglia infinita che cantava Daniele Silvestri. Però è un viaggio che mi è piaciuto molto, quello. Senti, un viaggio dei sogni invece all'estero, Orient Express o Shinkansen? Forse Orient Express, ma perché è una cosa più vicina al racconto, che ho incontrato più spesso dei libri, o addirittura la Transiberiana, che a un certo punto cito nel libro, che racconta la mia amica poetessa milanese Anna Maria Carpi, in una poesia racconta di questo viaggio in questa Transiberiana e parla dei compagni corpi, no? Dice, non mi ricordo adesso i versi, dice: a me è piaciuto viaggiare da sola perché penso che, parlando di questo viaggio sulla Transiberiana, che in tanti si possa fare qualcosa contro la morte. Mi piacerebbe poi fare dei piccoli viaggi. Ho fatto per esempio qualche viaggio in treno in Francia o in Portogallo, in Spagna, per vedere un po' com'è sui treni degli altri, perché il grosso dei viaggi in treni che ho fatto è stato in Italia, e anche nei paesi dove ho viaggiato di più, tipo quelli sudamericani, là non si viaggia molto in treno, non è esattamente il mezzo di trasporto più usato. Abbiamo dato voce a Non era un mostro strano di Gianni Montieri, 66 and Second, editore. Buon viaggio a tutti e buona estate. Voce ai libri torna a settembre, intanto ogni martedì d'agosto potete ascoltare l'altra. Voce ai libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini, la cura editoriale di Francesca Milano, in redazione Ilaria Ferraresi.
Il sound design è a cura di Aurora Ricci. Il project manager è Marco Paltrinieri. Il producer è Alex Peverengo. Coordinamento post-produzione di Matteo Scelsa. I fonici di studio sono Luca Possi e Lucrezia Marcelli.